stavamo sentendo un'altra atleta della nazionale. Dopo aver parlato con Roberta, parliamo con una sua compagna di squadra. Come ti chiami? Alice Salmaso. Alice Salmaso, quindi anche tu hai partecipato ai campionati mondiali. Sì. Lei ci stava raccontando questa esperienza straordinaria e penso che tu confermi questa esperienza straordinaria. Fantastico. Poi vedere gente che non avresti mai visto nel tuo paese, anche di altre squadre, altri paesi, è stato fantastico. Spagna, Cina, Giappone. È stata un'esperienza unica. Riuscivate a comunicare tra di voi, con queste ragazze in inglese? In inglese, certo. sì, assolutamente. Serve anche quello le lingue servono anche sì, questo. assolutamente sì. Sì. Quindi oltre a essere un'esperienza sportiva è anche un'esperienza di vita. Cioè, lo sport vi permette di vivere queste situazioni per cui è sempre un privilegio poter fare sport per questi ragazzi, no? A parte che siete bravi, però è sempre un grande privilegio che non tutti hanno, quindi è bello. Ma senti, adesso voi che vestite la maglia nazionale, fate parte di una squadra, quindi cioè, vi selezionano per fare una squadra unica, com'è che funziona? Anche tu Roberto se vuoi rispondere? Sì, in realtà no, cioè in realtà... Quindi siete, eccolo Leonardo ci spiega meglio. Leonardo. No, cioè non è come nel calcio che poi nei gruppi spettacolo no, diciamo che le squadre che si qualificano ai primi 2 posti del campionato italiano rappresentano l'Italia e hanno diritto all'accesso al campionato del mondo. Bene, parliamo ora con un altro grande amico del patinaggio, Sergio Pulsato. Com'è nata la tua passione avventura? per il patinaggio? Guarda, per caso, passando un giorno, come dire, c'era un allenamento del patinaggio artistico a Bovolenta, che era appena nata proprio la società, e avendo una sorella che aveva a quel tempo 11 anni, come dire, l'ho accompagnata. Da là si è iscritta, qualche settimana dopo mi hanno chiesto un po' di collaborare e poi da là, nel lontano 1986, da là non sono più uscito dal patinaggio. Ecco, tu vieni anche da un'esperienza, o meglio la tua società, i rapporti che hai avuto, degli enti di promozione sportiva, ne parlavamo all'inizio, gli enti di promozione hanno una funzione importante di trade union, diciamo, perché lo sport di base, che peraltro fa anche la federazione, non è che la federazione non lo faccia. State riconosciute dalla federazione. Adesso la federazione, il CONI, ha posto a pari... Andiamo proprio avanti, va bene. A posto a pari dignità, tra virgolette, gli enti di promozione che fanno un grosso lavoro di base. Ricordiamo quando c'era il PGS, i gruppi sportivi, i Doni Salesiani e altri CSI, eccetera. Sì, no, io collaboro anche direttamente con l'AICS a livello provinciale e anche regionale. Credo che il ruolo degli enti di promozione sia fondamentale, perché in realtà, come dire, puntano più rispetto proprio alla promozione, perché anche le gare sono tarate su livelli un po' inferiori rispetto alla federazione. E poi dal punto di vista anche, come dire, numerico è chiaro che la federazione deve fare anche selezione per andare a livello regionale e poi a livello nazionale. La selezione in realtà c'è anche nell'ente di promozione, ma un po' più e meno pesante rispetto a quella prevista dalla FIP. Senti, il patinaggio è uno sport in cui c'è bisogno di cioè sono tante le componenti dell'aspetto sportivo, perché c'è la fatica, lo sport, l'allenamento, insomma, perché ha questo successo e soprattutto perché è più aperto verso il mondo femminile piuttosto che maschile? Ma credo che l'aspetto artistico richiami, come dire, naturalmente più le bambine che i maschietti, anche se in realtà anche nell'artistico abbiamo dei maschietti e i risultati poi che ottengono nel tempo sono anche importanti dal punto di vista anche agonistico. È uno sport prevalentemente individuale ed è duro veramente, perché per ottenere dei risultati bisogna essere in pista veramente quasi tutti i giorni della settimana, ma credo che, come dire, ti trasmette anche la forza che poi anche nella vita uno che fa pattinaggio artistico lo si vede, perché significa essere caparbi, raggiungere l'obiettivo, insistere, cadere ma ripartire. Mai, certo. Ecco, mi sembra, lo dico sempre, qualche volta mi è capitato casualmente di fare lo speaker alle gare di pattinaggio, qualche volta, ed è uno dei sì, esatto, per passare. Ma è uno degli sport, è una cosa un po' curiosa, in cui istantaneamente quando uno sbaglia e casca viene applaudito. Questo è una tradizione. Per coraggio. Questo credo che sia appunto per dar stimolo anche se ci all'atleta. pensate è una cosa un po' caratteristica, un po' curiosa.
È un po' la caratteristica di questi sport individuali, esatto, che non è hanno... solo il patinaggio, credo, No. ma nessun atleta cade per prendere l'applauso, naturalmente, ci mancherebbe. Ecco, ma si comincia da piccoli, vero Virna? Si comincia da tanto piccoli. Allora io mi avvicino, scusami Dario, ma io ho visto queste 3 bimbe meravigliose con questi bellissimi occhi, naturalmente mi piacerebbe sapere, allora, come vi chiamate? No, allora, vediamo. Allora, tu sai che se le fai venire qua le vediamo facciamo meglio. venire qua. Allora, venite qua con me. Perché se ne abbiamo i baffi di Gianfranco che impallano. Ma guarda che bello. Allora, intanto un applauso a queste 3 creature. Allora mi abbasso un po' io. Allora, tu sei? Giulia. Quanti anni hai? 5. E che cosa fai? Pattinaggio artistico. Brava! Allora, tu invece ti chiami? Sofia. Sofia, e hai quanti anni? 7. E fai? Pattinaggio artistico. Pattinaggio. Brava anche a lei, Sofia. E poi? E tu invece? Maria. Maria, e quanti anni hai Maria? 4. 4! E fai? Pattinaggio artistico. Brava! Che significa che si comincia a fare pattinaggio artistico a 4 anni, 4-5 Anche prima, anni. sai che a 3 anni, 3 anni e mezzo. Ma quanti 6 anni hai anni iniziato tu a 6 fare anni dovrebbe pattinaggio? essere. Comunque è giusto Aspetta, così. mettimi d'accordo. 3 o 6 anni? 6 No, anni. Vanni Non ti parla ricordi? come attività. Ma avete già fatto come anche dire. delle gare? Poi Non avete ancora, vi state esercitando No, per fare... io sto preparando un percorso per farla. Ah, ho capito, un percorso per farla, che brava, mamma mia, state preparando tutte insieme questo percorso. Va bene, allora, noi vi facciamo tanto in bocca al lupo, perché se magari da grandi diventate delle campionesse di pattinaggio, vi piacerebbe? Sì, ecco, io direi che... Brave, dai, sono un po', rappresentano un po' tutto questo pubblico. Sì. Non possiamo presentare tutte le atlete, però abbiamo presentato le 3. Abbiamo presentato, diciamo, quello che diventerà in futuro il futuro del pattinaggio, Ecco, va bene? ogni anno vi invitiamo qua, Ok. vediamo ogni anno. Grazie, andate pure al vostro ragazzi, posto, un potete applauso. portarvi. Allora, siccome prima abbiamo assegnato i 4 biglietti della piscina e qualcuno ha detto favoriamo l'artistico, giusto? L'ha detto lui. L'ha detto lui. Sì. Allora adesso facciamo una domanda solo per chi, ma vale per tutti. no, per la corsa adesso. Facciamolo per la corsa. Allora, qual è la distanza in cui Enrico ha vinto il campionato italiano? Sulla mano, 1, 2, qua è troppe mani, come facciamo? Andiamo a sorteggio? Allora, loro 2 sono 2, quindi venite qua. Allora, venite Chi qua. è che fa corsa di voi? Voi 2? Guardate il microfono. No, facciamo una per squadra, dai. Tieni. Tu in mezzo e tu. Dai, venite qua. Scusate, sono un po' selettivo, non Venite riesco qua, più a... vicino a me. Allora, microfono, recuperate il microfono. Allora, il nostro è qui e Vabbè, cominciamo a presentare loro. prendilo pure. Sentiamo come si chiamano. Questo microfono è sempre... ce lo dimentichiamo. Ce lo dimentichiamo. Ma è andato a finire di là questo microfono? Sì, allora, sì, perché l'avevo comincio preso io io prima. Virna? Comincia tu. Come ti chiami? Elena Rossetto. E là. Tu? Ilaria Canazza. Ma fate in pista voi 2? Sì. Brave. Prego. E voi? Vittoria De Boni. Vittoria Laura Scarante. e Laura. Bene, se non sbaglio abbiamo una duplice risposta, può essere su questa? Voi invece fate Quindi vale pattinaggio una che artistico. l'altra. C'è l'imbarazzo Quindi della risposta. siamo alla pari adesso, pattinaggio Pattinaggio artistico e artistico. corsa. Ok. Allora, Siamo alla pari. siete pronti? Dovete dare una risposta, vediamo se sono tutte Possono uguali. dare una risposta a testa volendo, perché è 4 volte campione italiano. Ah, 4, quindi in ogni qualsiasi distanza. Allora, di la tua, che distanza? 1500. Ferma, tu, 500. tu 1500. e tu? 1500. Giusto? Giustissimo. Vinto, brave! Bene, allora 2 biglietti anche a voi, piscine Columbus ad Abano Terme, grazie, storiche, importanti piscine. Montegrotto. Ad Abano Terme, ci andavamo, avevamo 7 anni. Columbus, Abano. Se ti sente Bardelle, ti fucila. Perla che sono venuto via stamattina da Columbus. E allora guarda il cartello. Io la sono prossima passato volta per lo- Montegrotto. Sì, certo, vabbè. è vicino a Montegrotto. Comunque Abano Terme. Allora, siamo ormai credo in chiusura, fra un po' Siamo la in regia chiusura. ci chiama, ci tira il campanello. Dice, Siamo in ragazzi, chiusura, siamo- mi conferma la regia che siamo Allora, in chiusura. un'ultima domanda a Sandro Morandin. Allora, da dove siamo partiti Sandro e dove vogliamo arrivare? Beh, siamo partiti dal fatto che Padova è stata definita dai giornalisti capitale mondiale del pattinaggio.
e tu sei stato uno dei protagonisti e organizzatori di questo grande successo del pattinaggio, del rotellismo padovano, che va dal pattinaggio artistico al pattinaggio corsa. Ricordo che abbiamo organizzato a Padova i mondiali nel 1996, abbiamo organizzato i campionati europei di pattinaggio corsa, pista, strada e maratona, è stata una sudata tremenda nel 2003, abbiamo organizzato i campionati europei di pattinaggio artistico nel 2005, abbiamo organizzato i campionati del mondo di downhill nel 2004, nel 2006, nel 2009, nel 2009 abbiamo organizzato i campionati del mondo di maratona master e l'anno dopo il campionato italiano di maratona master. Me ne perdo qualcuno per la strada, 17 edizioni del Padova Grand Prix pattinaggio mondiale, i campionati italiani Padova 2012 del gruppo spettacolo. Un mondiale del dance quando lo facciamo? Così non avranno nulla da dire, insomma, abbiamo fatto sarà tutto. in casa anche Daniel con la tutto. Ozzi. Abbiamo prospettive, programmi futuri? Programmi mondiali futuri, downhill ormai è diventato un classico ormai, a Castelnuovo. È una pista fantastica. Prato della Valle è il salotto eccezionale della città, quindi tutti vengono molto volentieri. Certo è sempre più difficile organizzare a causa della carenza di sponsor, ma è un problema generalizzato. Io penso che uno sport così bello sia difficile trovarlo e una gioventù così bella mi ha veramente emozionato, quindi vorrei fare i complimenti a questi ragazzi. È che vero, sono bravi. È vero, bravi. Abbiamo anche altri tecnici della corsa, abbiamo dei genitori, degli amici, assistenti di Virna che hanno voluto assistere a questa tua... sì, mia sorella, tua mia sorella Simonetta e la mia amica Moira hanno voluto anzi le ho costrette. Obbligate, ma penso che abbiano portato bene. Bene, allora ecco, io... se posso, certo. vorrei un po' allacciare a quello che è il discorso del professor Morandin, perché il pattinaggio, Vanni ne è testimone, è uno dei pochi sport che costantemente appoggia le manifestazioni del CONI, appoggia la manifestazione Fiaccole di Vita in Prato della Valle, proprio perché sosteniamo, e credo che questo sia un pensiero comune a tutti noi del pattinaggio, uno sport pulito, sano, che fa bene ai ragazzi. E quindi proprio la manifestazione Fiaccole di Vita è un esempio dello sport sano contro il doping, e credo insomma che sia giusto anche ricordarlo. Certo, grazie. Grazie. Sull'ultima Siamo in chiusura, Gianfranco. Trebaseleghe sta facendo un percorso stradale solo per il pattinaggio. Bene, allora verremo a vederlo, bravi. Siamo a posto, la regia ci dice che dobbiamo chiudere. Allora, assolutamente. Io ringrazio intanto Virna perché in questo debutto, se ti farà piacere, noi saremo contenti di averti ancora qui in altre occasioni. Se farà piacere a voi. Voi cosa ne dite? Volentieri. Sì, va bene, no? Ecco. Tu cosa ne dici? Bene, brava. Allora, l'ho pagata la comunque, prossima sappiatelo. No, non è vero, non ci credo. L'appuntamento della prossima settimana, giovedì della prossima settimana, mercoledì scusate, della prossima settimana ci sarà il motociclismo. Vedi, mi emoziono perché il motociclismo... sì, perché so che è uno sport. Il 9 marzo abbiamo una gara, il campionato triveneto di trial a Padova, poi la settimana prossima ne parleremo, ma chi non lo sa, il trial, una disciplina sportiva motociclistica, si fa in mezzo ai monti, portarlo a Padova è una cosa molto importante. Meno male che mi hai invitato oggi. Ecco, Meno male che mi hai invitato oggi. Avremo tutti gli amici del motoclub Trial Valchiampo che organizza a Padova, trialisti ugani, insomma chi può venire. Poi parleremo non solo di questo ma anche di moto d'epoca con Daniele Martin, presidente della Federazione Motociclistica, il delegato provinciale della Federazione Motociclistica Italiana. Spero avremo anche i presidenti regionali di queste federazioni che sono sempre molto impegnati, ma vi aspettiamo anche la prossima settimana. Grazie Virna, grazie a tutti, Dario, ciao a tutti, grazie. Ciao.